Siamo partiti da una visione legata alla sostenibilità. Sappiamo che l'Associazione Albergatori ha sempre guardato con particolare interesse questo tema. È stato studiato da una delle più grosse aziende italiane, ha applicato questo algoritmo alle risposte di 10 alberghi che si sono dati come apripista, come primo campione, su 5 temi specifici: formazione legata al mondo della sostenibilità, sia del personale che dell'imprenditore, mobilità elettrica e mobilità non elettrica, rifiuti, promozione del territorio. Abbiamo investito in questo progetto soprattutto perché è un progetto di valore e per noi tutto ciò che rappresenta valore per il territorio rappresenta una priorità. Parte da Jesolo nella speranza anche di vederlo subito diffondersi anche all'interno di tutte le realtà regionali delle nostre 2500 imprese che oggi Federalberghi Veneto rappresenta. È un percorso che va accompagnato anche con un processo di formazione anche della parte imprenditoriale, e su questo devo dire oggi è stato dato un segnale importante anche di partnership con il mondo universitario e anche con quello degli Academy dell'ITS Turismo Veneto, quindi credo che siamo sulla strada giusta concretamente con un progetto fattivo.